Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Benvenuti ad una nuova puntata di A come Agricoltura. Oggi nell'ambito delle attività del progetto comunitario 611 e 615 del 2014 gestito dall'Associazione Olivicola Cosentina, ci troviamo presso l'azienda agricola Fava. Siamo in località Campo di Fieno a Lattarico e per parlare del tema di questa campagna, di questa giornata che è dedicata alla raccolta delle olive con l'impiego di agevolatori, potatura di adeguamento alla raccolta agevolata delle olive. In pratica si parla di raccolta meccanizzata. Insieme a me oggi ne parliamo ad inizio puntata con il dottor Nino Iannotta, accademico ordinario dell'Ulivo. Partiamo proprio, oggi è una bellissima giornata che ci accoglie, è importante il clima, soprattutto per chi poi, per gli operatori della raccolta, devono entrare nei campi, e quindi una giornata di sole è sicuramente migliore della pioggia. Certamente sì, e quindi noi, giusto come diceva lei, siamo qui oggi per parlare di raccolta. Occorre fare una premessa e dire che la raccolta, fra le pratiche colturali, è quella forse più importante ai fini dell'ottenimento di un prodotto di qualità, perché la raccolta, riguarda due fondamentali aspetti, sia della fisiologia della pianta, sia poi la lavorazione e quindi la qualità, che riguarda l'epoca di raccolta, è una prima facciata del problema, e la seconda è la modalità di raccolta. Allora, intendo che per fare una raccolta in maniera corretta e razionale occorre scegliere il momento più opportuno per la raccolta, e questo momento più opportuno è relativo sia al tipo di cultivar con la quale abbiamo a che fare, sia con l'andamento pedoclimatico dell'annata. In questo caso noi qui per esempio ci troviamo in un ambiente tipico della cultivar carolea e siamo nella media valle del Crati, e riteniamo che l'epoca più opportuna di raccolta sia proprio il mese di ottobre. L'epoca più opportuna di raccolta come si stabilisce? Si stabilisce attraverso due parametri: uno, andando a vedere tutto il processo di inoliazione, quindi il processo di sintesi lipidica che avviene all'interno dei frutti, e quindi cercare di arrivare al massimo della inoliazione possibile. E l'altro aspetto è quello della cascola, perché siccome sappiamo che c'è questo fenomeno per cui poi le olive cominciano a cadere, allora il punto d'equilibrio che si riesce a trovare come una curva gaussiana, in cui praticamente l'andamento in alto della inoliazione e l'andamento in basso della cascola fanno individuare questo punto che rappresenta l'epoca più opportuna per la raccolta. C'è un segnale che di solito i profani probabilmente leggono per aiutarsi nell'epoca di raccolta, cioè l'invaiatura, quindi la maturazione dell'olivo. Sì, l'invaiatura e la maturazione dell'olivo è anche un segnale particolare, addirittura ci sono degli indici particolari, indici di Cahen sono detti, con delle numerazioni che stabiliscono la percentuale di cuticola invaiata dell'epidermide della drupa, cioè rispetto al totale, e anche quello può essere un parametro di riferimento.
Tuttavia c'è da dire che un po' bisogna sfatare quello che erano le concezioni tradizionali dei nostri olivicoltori, intanto perché loro raccoglievano tardi, perché pensavano che l'inoliazione aumentasse, invece non è vero, non aumenta, diminuisce la quantità di acqua e quindi praticamente la quantità di olio rimane sempre uguale. Secondo è che noi abbiamo delle esigenze particolari per ottenere un prodotto di qualità. L'olio deve essere verde, deve avere un sapore amaro e piccante, deve avere un flavor dei profumi particolari, per ottenere i quali le olive devono essere almeno parzialmente verdi, non possono essere totalmente imbaiate, perché tutte queste caratteristiche vengono poi conferite attraverso alcune sostanze presenti nella drupa, per esempio l'oleuropeina, che subisce il sistema fenologico della maturazione e quindi all'inizio questa è una molecola, è un glucoside, poi viene aggredita da alcuni enzimi e quindi viene praticamente metabolizzata fino a scomparire del tutto. I prodotti intermedi di questo metabolismo, dell'azione di questi enzimi rappresentano un aspetto molto importante della qualità, che sono le sostanze fenoliche. Quindi parliamo di tirosolo, di idrossitirosolo, sono tutte sostanze che noi le vogliamo in massima quantità nell'olio, addirittura per alcuni oli di grande qualità c'è un minimo al di sotto del quale non si può scendere. Per esempio questi polifenoli nell'IGP, disciplinare IGP olio di Calabria, non può essere inferiore a 200. Quindi ecco perché l'epoca di raccolta deve essere rapportata a tutti questi elementi ed anticipata rispetto anche alla tradizione. L'anticipo della raccolta rappresenta altri aspetti positivi, perché per esempio permette di sfuggire agli ultimi attacchi della mosca delle olive, che si sviluppa, come noi ben sappiamo, durante il periodo autunnale. Quindi se noi sottraiamo il substrato attraverso cui loro si nutrono e si riproducono, alla fine riusciamo ad avere un prodotto dal punto di vista sanitario migliore, senza aver usato magari prodotti chimici, presidi fitosanitari, che poi alla fine lasciano dei residui e vanno sempre ad alterare la qualità. Quindi queste sono le caratteristiche fondamentali per la raccolta e, ripeto, una raccolta nell'epoca ottimale è la cosa più importante che c'è. Io parlavo prima non a caso della giornata di sole, perché con la pioggia non si può raccogliere o si può raccogliere ugualmente con la pioggia. Poi magari entrano in campo delle altre caratteristiche, per esempio lo stesso terreno, lo stesso campo. Certamente sì, infatti le pratiche colturali in olivicoltura, ma non solo in olivicoltura, sono tra loro collegate. Per esempio la potatura, che una volta si faceva solo per soddisfare le esigenze fisiologiche della pianta, quindi equilibrare la parte aerea con la parte ipogea, con la parte radicale, adesso non segue più solo questi criteri, segue anche i criteri della raccolta, perché se la raccolta poi dovrà essere meccanica, soprattutto con l'uso di scuotitori eccetera, allora la pianta deve essere strutturata in maniera tale che le rese di raccolta possano aumentare il più possibile. Un secondo aspetto è quello della gestione del suolo, perché questi sono mezzi meccanici, quindi devono camminare sul suolo. Quando il tempo è brutto e i terreni sono impregnati d'acqua eccetera, è difficile che queste macchine possano agevolmente e razionalmente muoversi all'interno dell'oliveto. Allora una gestione corretta, come per esempio questa che noi abbiamo visto oggi, attraverso l'uso dell'inerbimento e quindi la costipazione del terreno, non solo favorisce l'accumulo di sostanza organica e quindi anche favorisce le piante dal punto di vista nutrizionale, ma permette anche alle macchine di muoversi agevolmente all'interno delle piante e quindi di agevolare una raccolta che, ricordiamolo, deve essere sempre fatta staccando le olive dall'albero e mai da terra, perché nel momento in cui cadono a terra queste olive allora si alterano, perché a parte il fatto della caduta, quindi la rottura dell'epiderme, si innescano i processi di fermentazione lattica e aumenta quell'acidità libera che noi nei nostri oli non vogliamo, perché l'acidità deve essere bassa il più possibile.
Soprattutto per ottenere un ottimo olio extravergine d'oliva. Certo, ci sono dei limiti imposti sia dalla legislazione che riguarda l'olio extravergine d'olivo, e questi parametri sono ancora più bassi per gli oli di alta qualità, come per esempio gli oli GP di Calabria. Anche in questo caso il limite massimo previsto dalla legge di 0,8 addirittura è passato a 0,5%, e comunque se si potesse arrivare, se si può arrivare a 0,1, 0,2, normalmente quando si dice una linea o due linee è ancora meglio, diciamo, dal punto di vista, perché sono i parametri commerciali questi dell'acidità e del numero dei perossidi. Ecco, alle nostre spalle nel frattempo è iniziata la raccolta con un tipo meccanico, lo possiamo definire ad ombrello, ma non è l'unico mezzo che viene adoperato di tipo meccanico, appunto. No, assolutamente. Qui diciamo come prima cosa possiamo vedere, diciamo, questo ombrello rovesciato, che è un'ottima cosa perché è un intercettatore in aria, quindi permette alle olive di cadere su questo telo intercettatore senza raggiungere il terreno. Questo impedisce alla drupa di rompersi per i motivi che abbiamo detto prima, e quindi favorisce, diciamo, il non innescare i processi fermentativi che poi presentano l'acidità libera. Il sistema di raccolta in questo caso è con un braccio agevolato che ultimamente si è molto diffuso, però non è l'unico mezzo per poter raccogliere, perché nella maggior parte dei casi anzi si usano degli scuotitori da tronco, che sono delle macchine molto potenti, in genere fra i 60 e gli 80 cavalli, quindi sia moventi o portate dai trattori, che diciamo, abbrancano il tronco o i rami principali, attraverso una scuotitura fanno cadere le olive su questo intercettatore. Questo è un mezzo, diciamo, in cui si prevede un cantiere un po' più ampio, perché sono impiegati diversi operai a svolgere le operazioni di raccolta, mentre è possibile fare una raccolta ancora più meccanizzata, quindi con cantieri di raccolta minori, che permettono una maggiore resa di raccolta. Addirittura per la Carolea con le macchine scuotitrici si può raccogliere il 90% delle olive, quindi quasi tutte. E sia la produttività del lavoro, che si calcola sulla base della quantità di prodotto raccolto e quanta manodopera è stata impiegata, quanti operai nel cantiere ci sono voluti per poter raccogliere quella quantità di prodotto. Quindi, ecco, la macchina si sceglie anche in base all'età della pianta? Sì, in base, diciamo, alla struttura vegetativa della pianta, e quindi ovviamente di riflesso conta anche l'età, perché una pianta giovane uno scotitore non la può raccogliere, mentre una pianta adulta come queste, che sono piante ormai adulte di carolee, possono essere raccolte anche con uno scotitore di tronco. Oggi si raccoglie la carolea che rientra tra le cultivar dell'IGP, ma per quanto riguarda le altre varietà si utilizza lo stesso metodo meccanico di raccolta, ovviamente? Sì, si utilizza lo stesso metodo di raccolta, seppure con rendimenti rese diverse, perché, diciamo, la resa di raccolta dipende da alcuni parametri fondamentali, il primo dei quali è la massa della drupa, quindi la drupa più è grande e meno resistenza oppone al distacco. Da questo punto di vista la carolea è ottima, perché essendo una cultivar che in media pesa 4-5 grammi, allora si stacca più agevolmente rispetto a quelle più piccole che hanno bisogno di una maggiore energia per essere staccate. Le altre cultivar, diciamo, contemplate nel disciplinare dell'IGP sono tutte più piccole, anche quelle, diciamo, mediamente grandi come la cassanese, però poi c'è la roggianella, c'è l'ottopratica, e sono tutte di peso inferiore, intorno ai 2,5-3 grammi, e quindi diciamo che necessitano di maggiore energia per essere staccate, perché oppongono una maggiore resistenza al distacco. Anche i processi di maturazione sono diversi, quindi l'epoca di raccolta
in genere varia in relazione anche alla cultivar. Per esempio una cassanese, i processi inoliativi sono molto più ritardati rispetto a quelli della Carolea, per cui non si può fare una raccolta a ottobre per la cassanese. Per la cassanese bisogna aspettare la fine del mese di novembre, se non addirittura dicembre, mentre invece anche per le altre cultivar, tipo per esempio la roggianella o l'ottobratica eccetera, ci sono dei periodi intermedi fra questi estremi, diciamo quelli che vanno raccolti molto prima e quelli che vanno raccolti un po' più tardivamente, e quindi le epoche di raccolta sono in relazione quindi non solo alla fisiologia della maturazione che diciamo, è condizionata anche dalle condizioni climatiche, meteorologiche, dell'andamento, diciamo, ma anche dalla genetica e quindi dal tipo di genotipo con il quale noi abbiamo a che fare. Sempre in funzione di quel che dicevamo prima sulla qualità del prodotto, che diciamo dovrà avere tutte quelle caratteristiche particolari che derivano dalla presenza di queste sostanze che a loro volta vengono metabolizzate nel tempo diversamente fra le diverse cultivar. Da stagione a stagione può cambiare anche l'epoca di raccolta? Certamente sì, da stagione a stagione può cambiare perché dipende dall'andamento stagionale. Per esempio l'anno scorso è stata un'annata particolarmente siccitosa eccetera, quindi è stato raccolto prima il prodotto e infatti è venuto ottimo dal punto di vista qualitativo perché era diciamo molto ben predisposta ad avere tutte queste sostanze che conferiscono la qualità. Quest'anno purtroppo va anticipata comunque la raccolta perché abbiamo avuto l'attacco di mosca, cosa che l'anno scorso non c'è stata perché le temperature elevate hanno inibito la biologia del dittero e quindi praticamente l'attacco di mosche è stato veramente irrisorio. Quest'anno al contrario, perché abbiamo avuto un'estate molto piovosa, molto umida, temperature più basse, quindi la biologia è stata più favorevole allo sviluppo della mosca e naturalmente si vedono gli effetti perché quest'anno noi abbiamo una grandissima cascola, una cascola fitosanitaria, non una cascola fisiologica, cioè le olive cadono perché sono attaccate dai parassiti e questo in un certo modo ci costringe ad anticipare la raccolta e quindi anche in funzione di questo, insomma l'epoca di raccolta è una sintesi dell'osservazione di tanti fattori che sono importanti all'interno dell'oliveto. La mosca, ci sono altri parassiti che attaccano l'olivo? Sì, ci sono altri parassiti, principalmente sono fitofagi, quindi sono insetti per dirla diciamo in termini, sono artropodi che attaccano la drupa come per esempio la tignola che è è un lepidottero ma è un altro insetto che praticamente provoca la caduta delle drupe. E poi ci sono anche altri fitofagi e moltissime altre malattie crittogamiche, a cominciare dal cicloconio, quello che noi chiamiamo occhio di pavone, che non riguarda in larga misura la drupa, è rara che attacca la drupa, attacca le foglie, però defoglia le piante e quindi altera il metabolismo della pianta stessa. E poi invece ci sono altre patologie specifiche dei frutti che alterano diciamo, effettivamente i frutti. Noi in Calabria per esempio purtroppo dobbiamo fare i conti con la lebbra dell'olivo che è micidiale perché praticamente attacca il frutto e ne determina diciamo, il deterioramento completo. Poi ovviamente queste patologie fungine si inseriscono, quest'anno un altro fenomeno che abbiamo avuto sono state le grandinate che hanno diciamo, rotto la soluzione di continuità epidermica delle olive e hanno permesso diciamo, l'introduzione di funghi e batteri con lo sviluppo di queste malattie che hanno finito per mummificare le olive e farle cadere, comunque deteriorarle perché hanno una bassa resinolio ed anche diciamo, un decadimento notevole della qualità perché viene alterato il sapore, il gusto dell'olio e quindi praticamente sono tutte situazioni negative che vanno controllate anno per anno e combattute con i mezzi che abbiamo a seconda se si tratti di coltivazione tradizionale oppure se si tratti di coltivazione biologica con mezzi diversi.
La biologia comunque ci aiuta a combattere questo parassiti, insetti e quant'altro. Sì, io personalmente ho una grande esperienza in questo campo e devo dire che sono diventato quasi, tra virgolette, un ambientalista, perché io ricordo sempre, anche nelle lezioni, nei corsi che faccio, che l'olivo per millenni ha mantenuto un equilibrio biocenotico, perché nell'agroecosistema oliveto esistono dei microrganismi o degli organismi nocivi e ne esistono altrettanti che combattono questi nocivi. Poi ce n'è una serie di indifferenti, quindi ci sono parassiti, endoparassiti e indifferenti. Se noi intendiamo come opera antropologica, non andiamo a disturbare, non andiamo ad alterare questo equilibrio, l'agroecosistema si mantiene da solo dal punto di vista biocenotico. Se invece noi lo andiamo ad alterare magari come abbiamo fatto per decenni, con trattamenti a calendari, eccetera, abbiamo alterato questi tipi di rapporti biocenotici e c'è stata una pullulazione da parte dei parassiti maggiore, per cui adesso si è innescata un'escalation per cui bisogna sempre fare i trattamenti sempre più sofisticati, sempre più magari anche più mirati, perché oggi abbiamo dei sistemi di monitoraggio un pochino più moderni rispetto a quelli di una volta e quindi possiamo fare questo sì, però se noi riuscissimo a mantenere la biodiversità, a mantenere questo equilibrio fra la parte utile e la parte parassitaria, alla fine i trattamenti si ridurrebbero veramente a poca cosa. Quando parla di trattamenti, a cominciare anche dalla concimazione? No, quando parlo di trattamenti ai parassiti, alle piante. La concimazione è un'altra cosa, anche se poi in effetti in alcuni casi si può anche abbinare, perché quando si fa per economie di scala dell'azienda, molte volte, per esempio adesso negli ultimi anni è molto in uso di fare la concimazione fogliare. Quindi quando si fa il trattamento alla pianta per combattere il parassita si ci mettono anche i nutrienti in maniera tale che poi questi vengano assorbiti dalle foglie e quindi dalla pianta e vadano a migliorare le condizioni metaboliche della pianta. Allora mi spiego meglio, proprio al ciclo che lei diceva, cioè andare incontro a fare meno trattamenti ad una pianta per essere più ecocompatibili. Sì, l'ecocompatibilità è proprio questa, cioè la stessa parola lo dice, cioè la compatibilità ecologica dovuta all'ambiente, dove praticamente ci sono questi equilibri e queste cose. Per esempio questo sistema di inerbimento del terreno è molto utile, perché lì rappresentano sia un substrato trofico sia un substrato di biologia, quindi di riproduzione di tutta l'entomofauna utile, e quindi maggiore biodiversità abbiamo e maggiore avremo di questa entomofauna utile, così come altre pratiche magari che sono andate via via scomparendo durante il corso dell'anno, eccetera. Adesso sono recuperate, per esempio quello di usare i muretti a secco all'interno delle aziende, eccetera, è una pratica favorevolissima proprio con l'obiettivo del mantenimento degli equilibri biocenotici. Ecco, nel frattempo la raccolta di una pianta è completata, andiamo a vedere che cosa c'è nelle reti. Ecco, parlavamo prima delle correlazioni che ci sono fra le diverse tecniche culturali e la raccolta. Abbiamo parlato che durante le operazioni di potatura invernale le piante vanno strutturate in maniera tale da utilizzare al meglio le macchine. In questo caso, dato che non ci sono scutitori da tronco ma ci sono queste macchinette agevolatrici della raccolta, si è dovuto fare una piccola operazione di potatura attuale, cercando di togliere tutti i polloni che nascevano alla base del pedale della pianta, proprio per permettere a questo ombrello rovesciato di poter abbracciare la pianta e quindi praticamente è venuta addosso un'oliva molto carina, sana, fra le altre cose. Volevo far vedere proprio quella leggermente invaiata, se poi riusciamo a prenderne una così la mostriamo. È iniziato qui proprio il processo di invaiatura da poco, credo? Sì, infatti come possiamo vedere
sono invaiate al 35-40% le olive, il resto sono ancora verdi e noi pensiamo che questo sia il giusto mix, il giusto equilibrio per ottenere poi un olio di alta qualità. Attività diciamo, che deve subire la pianta dell'olivo e quindi il frutto in particolare per arrivare ad avere un ottimo olio d'oliva. Insieme alla raccolta poi c'è la trasformazione e immagino la conservazione. Sì, il discorso della filiera è questo, diciamo. In realtà la qualità di un olio si costruisce in campo, a cominciare dalla scelta della cultivar, quindi l'aspetto genetico che è fondamentale. Poi da tutte le pratiche culturali che ne conseguono, e quindi mi riferisco alla nutrizione, intendendo per nutrizione sia la concimazione sia l'irrigazione dove è possibile, alla potatura, perché è praticamente il sistema attraverso cui si agevola la pianta a raccogliere la maggiore quantità di luce e quindi maggiore fotosintesi, maggiore accumulo di sostanze attive per aumentare la produttività della pianta. Ma in fondo alla qualità costruita in campo, diciamo, l'aspetto più importante è quello della raccolta. Arrivato a questo punto, che abbiamo effettuato la raccolta nel miglior modo possibile, cioè sia come epoca sia come modalità, e quindi siamo arrivati a un prodotto estremamente buono dal punto di vista qualitativo. Nella seconda parte della filiera, che è quella di trasformazione, questa qualità dobbiamo mantenerla, non si può più migliorare, la macchina estrae l'olio con i sistemi diversi, oggi sono sistemi moderni, tutti con basse temperature eccetera, quindi praticamente in grado di mantenere questa qualità, ma diciamo in questa fase qui si può solo mantenere la qualità. Ovviamente anche il sistema di conservazione è molto importante, oggi sono molto in uso questi contenitori in acciaio inossidabile che sono al buio, sono all'oscuro perché l'olio è nemico della luce, e quindi praticamente per poi far seguire l'ultima fase della filiera, che è quella di confezionamento, imbottigliamento e commercializzazione del prodotto. E adesso, mentre prosegue la raccolta meccanizzata, noi ci fermiamo per un momento, linea alla regia. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Riprende la seconda parte di A come agricoltura, siamo nell'azienda Fava, località Fiego di Lattarico, in questo campo di olivo è iniziata oggi la raccolta meccanizzata. Mi avvicino intanto all'ingegnere Alfonso Ruffo, che è responsabile del progetto comunitario gestito dall'Associazione Olivicola Cosentina. Che tipo di progetto è questo? Il progetto si interessa del miglioramento della qualità della produzione in generale dell'olio d'oliva. Siamo in Calabria e ci interessiamo naturalmente dell'olio d'oliva calabrese. È un progetto triennale, parte quest'anno, il 2018, con un arco temporale fino al 2020, si racchiude, meglio si applica e si mette in atto sul territorio della provincia cosentina per triennalità 2018-2019, 19-20, 20-21. Perché triennalità? Perché nelle triennalità bisogna far vedere gli effetti che si riscontrano per quanto riguarda il miglioramento della qualità dell'olio di oliva tramite gli interventi messi in atto grazie al progetto finanziato dalla Comunità Europea con il regolamento 611 del 2014 e 615 del 2014, che sono attuativi del 1308 del 2013, come vengono spesi nella lettera delle cose questi fondi e alla fine quali sono i risultati che si ottengono. Si parte da una produzione di quest'anno che verrà ad essere verificata e confrontata con una produzione di fra 3 anni, con un confronto qualitativo, non quantitativo ma qualitativo, partendo dalle analisi di oggi, confrontandole con le analisi di domani e soprattutto con le analisi
del panel test, cioè verificare che l'olio non solo sia extravergine dal punto di vista chimico ma anche organolettico. Sì, si parlava anche prima di queste caratteristiche dell'amaro, del piccante, che a volte spaventano il consumatore, non è così? Ma assolutamente no, questo viene da un fatto, dai retaggi culturali, che l'olio mio è sicuramente quello buono, però l'olio mio alla fine non l'ho confrontato con altri oli e soprattutto non l'ho confrontato con quello che è la scienza di oggi, che ha migliorato sicuramente la nostra qualità. Infatti la regione Calabria era nota per l'olio lampante, oggi grazie all'impegno soprattutto dell'olivicola cosentina è nota per l'IGP olio di Calabria, cioè per una certificazione di qualità legata al territorio che si ottiene solo e esclusivamente in un modo, con un olio di elevata ed eccellente qualità. Ecco, ritorniamo al progetto, un progetto gestito dall'Associazione Olivicola Cosentina a cui afferiscono molte aziende non solo del Cosentino. No, l'Associazione Olivicola Cosentina ha soci presenti per la maggior parte nella provincia di Cosenza, ma abbiamo soci anche nella provincia di Catanzaro e qualche socio anche nella provincia di Matera e di Potenza, ma l'azione progettuale si svolge soprattutto nella provincia cosentina e adesso ci troviamo in agro di Lattarico nell'azienda Fava, che è una delle aziende aderenti, che mette a disposizione l'azienda per le attività dimostrative dirette e indirette. In questa mattina stiamo mettendo in atto una dimostrazione indiretta, una formazione indiretta verso il consumatore e verso il produttore soprattutto, con le riprese televisive che manderanno in onda questa sorta di documentario funzionale all'attività progettuale, cioè fa vedere cosa effettivamente nella realtà delle cose fa l'olivicola cosentina sul territorio con i fondi comunitari per il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva. Si diceva che è migliorata moltissimo la qualità del nostro olio, dell'olio della provincia di Cosenza, ma di quello calabrese in generale. E una delle fasi principali è proprio quella della raccolta, che permette poi di ottenere un buon olio. Ma sicuramente la fase della raccolta, oltre ad essere la più onerosa, è quella da tenere in conto soprattutto per il mantenimento di una qualità acquisita, partendo da una drupe sana, nella speranza che nello sviluppo vegetativo e produttivo della pianta la drupa ad oggi sia effettivamente sana, raccogliendola in modo sano e corretto, cioè senza mortificarla, senza traumatizzarla, senza creare delle rotture che possono innescare fenomeni ossidativi, conservandola in cassette, non ripiete fino all'orlo, soprattutto finestrate che consentono una corretta reazione, trasportandola nel modo più rapido possibile al frantoio, dove in modo continuo mettere in atto la trasformazione da una drupe sana. Se tutto questo processo viene osservato nel migliore dei modi e soprattutto se la trasformazione sarà fatta in modo corretto, si avrà un olio straordinario, che è quello della provincia cosentina. Parleremo più tardi, magari anche entreremo nello specifico delle macchine, questi mezzi meccanici della raccolta, ma intanto una domanda che spesso faccio: la pianta viene traumatizzata da questo tipo di raccolta meccanica? Assolutamente no, le macchine servono solamente a migliorare e ottimizzare la raccolta, favorendo, non traumatizzando la pianta, ma favorendo il distacco della drupe dalla stessa. E, insieme alla pianta vengono raccolte anche foglie, un po' di rametti, poi avverrà ovviamente all'interno prima di entrare, appena si entra in frantoio, questa suddivisione. Certo, la suddivisione più particolare viene fatta in frantoio tramite il defogliatore, ma esistono anche dei defogliatori di campo e soprattutto esiste la mano. In questa fase, prima di metterlo in cassetta, la parte più grossolana viene eliminata a mano. Questo tipo di raccolta ad ombrello, questo tipo di macchina ad ombrello, vedo che non ha nessun contatto con il terreno. Sì, fortunatamente l'ombrello non ha contatto con il terreno perché rimane sollevato da terra, quindi non ha la possibilità di far toccare le olive con terra, impedisce assolutamente questo, e quindi si impedisce la possibilità di raccogliere qualsiasi scoria e qualsiasi elemento proveniente dal terreno, come pietre, foglie, erba ed altro, che naturalmente prima della trasformazione vengono ad essere eliminate, ma che se rimangono molto a contatto con la drupe prima della trasformazione possono arrecare dei problemi.
Ecco, parliamo del terreno, c'è un favoloso inerbimento su questo terreno che permette di agevolare proprio la raccolta. Se oggi fosse piovuto, che cosa si poteva mantenere questa giornata di raccolta? Sicuramente piovendo sarebbe difficile rimanere con un ombrello in mano per la raccolta, ma se avesse piovuto ieri ed oggi fosse il terreno umido non avremmo assolutamente problemi, proprio grazie all'inerbimento che crea una sorta di cotica erboso, un manto erboso che mantiene sì il terreno e che impedisce il deterioramento dello stesso per l'uso delle macchine. Si ha una facilità proprio con l'inerbimento stesso del terreno, ed oggi è una pratica molto in atto soprattutto in regione Calabria, perché alcune aziende che aderiscono alla coltivazione biologica possono richiedere l'inerbimento, quindi un aiuto in più dato dalla regione sempre con fondi comunitari proprio per queste aziende che favoriscono l'inerbimento del terreno con il mantenimento del cotiche erbose ed evitare lo dislavamento stesso del terreno e quindi la creazione di solchi e di quanto tutto possa essere a favore di un non controllo delle acque superficiali che possono determinare fastidiose frane o in difficoltà nel percorrere il terreno stesso. E poi l'inerbimento favorisce anche la stessa produzione. Certo, consente un migliore nutrimento da parte della pianta, proprio perché gli elementi che vengono ad essere dati alla pianta al reintegro proprio per il fatto della produzione annuale, al reintegro stesso del terreno, delle componenti chimiche fisiche del terreno, rimangono sul terreno stesso e con più continuità nel tempo, e quindi la pianta ha un periodo più lungo per nutrirsi e per rendere più interessante, più valido la produzione. Antonio Chiappetta è un tecnico dell'Associazione Olivicola Cosentina. Questo mezzo meccanico che oggi vediamo qui ancora alle nostre spalle, come funziona? Poi in abbinamento a che cosa lo possiamo utilizzare? Sì, allora questo è un mezzo meccanico che serve ovviamente per la raccolta dell'olive. Si può dire che questa macchina è formata da un ombrello che è estendibile, è regolabile a seconda della chioma della pianta e ha un motore a scoppio ed è prettamente idraulico. Allora, prima di piazzare questa macchina va fatta un'operazione di spollonatura della pianta per regolare, per far sì che l'ombrello copri meglio tutta la parte aerea. Ha anche una buona funzione perché la drupa, come possiamo vedere, viene raccolta in alto e non in basso, quindi non ha ricaduta sul terreno e altre cose che potrebbero portare qualche alterazione all'olio. Poi insieme a questa macchina, a questo ombrello, c'è in dotazione un'altra macchina che è un abbacchiatore che l'operatore qui nostro sta utilizzando, e questa macchina, questo abbacchiatore è dotato di un compressore e un motore a scoppio e di un'asta telescopica. Quest'asta ha una sua regolazione in base all'altezza della pianta, dove alla parte, all'apice di quest'asta è legata un pettine, dove questo pettine in plastica ha azione di sfarfallamento sulla drupa, quindi si va a inserire in tutta la parte aerea della pianta nella chioma e scuote la drupa fino a farla cadere sull'ombrello. Natale Groccia è un altro tecnico dell'Associazione Olivicola Cosentina, ha in mano appunto l'agevolatore, l'abbacchiatore. È molto pesante? No, non è molto pesante, pesa circa 7-8 kg. Con questo abbacchiatore per noi operatori è molto semplice, perché non è molto difficile da utilizzare, e a ore si possono raccogliere da un quintale e mezzo d'olive. Quindi in una giornata quei 8-10 quintali d'olive si raccolgono tranquillamente a seconda della produzione delle piante. Io mi regolo a pianta, quante piante riuscite a raccogliere? È una 30-40 piante più o meno al giorno.
A persona? Sì, 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 a persona. Buon lavoro. Grazie. Massimino Magliocchi, presidente del consorzio IGP Olio di Calabria, ci ha raggiunti in questo campo, tra l'altro gestito dall'Associazione Olivicola Cosentina. Oggi è iniziata la raccolta per poi proseguire e arrivare ad avere un ottimo olio extravergine d'oliva che rientra appunto nel IGP. Sì, grazie anche a questo impegno dell'Associazione Olivicola Cosentina che utilizza i progetti comunitari appunto per allargare quelle che sono tutte le buone pratiche olivicole per raggiungere poi alla fine un prodotto di qualità eccellente come noi riusciamo qua in Calabria ad ottenere. La giornata di oggi non può che essere soddisfacente, al di là del sole splendido che abbiamo, viviamo quindi una giornata più che primaverile, con le belle giornate delle ottobrate che noi viviamo. L'associazione non può che essere veramente soddisfatta di tutto ciò, perché svolge questo ruolo veramente di attenzione con gli olivicoltori, di essere proprio a fianco a loro quotidianamente a partire sia dalla preparazione dei terreni e in ultimo anche nel momento della raccolta e poi della trasformazione, cioè quindi segue tutto quel ciclo utile e importante per l'ottenimento della qualità, una qualità che sfocia in un marchio comunitario che è quello della IGP, molto importante per gli olivicoltori, perché è quel valore aggiunto appunto che ripaga tutti questi sacrifici che gli olivicoltori svolgono per la conduzione del terreno e anche per quell'impegno, quella dedizione ad avere un prodotto ottimo che riesca ad essere sui mercati internazionali come tutti i consumatori desiderano, e anche essere sui mercati in modo concorrenziale diverso, cioè con un prodotto garantito, con un prodotto con tutta la sua tracciabilità, con un prodotto certificato che rassicura sempre più il nostro consumatore. E credo che la missione principale è proprio quella oggi di garantire al consumatore in questa giungla di oli che ormai vediamo proveniente da tutto il mondo, proveniente da tutte le zone e non sappiamo cosa contengono, ecco, con un prodotto finale che viene marchiato IGP, quindi tutelato, quindi un prodotto che viene anche dall'ente certificatore seguito e che viene garantito, è la cosa migliore ed credo che sia per l'olivicoltore che per il consumatore non può essere che una soddisfazione e non può che essere un ringraziamento a chi svolge oggi questo lavoro veramente con grande impegno. Ecco, oggi abbiamo assistito ad una raccolta meccanica, ci sono le nuove tecnologie che vengono incontro alla produzione del campo olivicolo, una tecnologia che fa passi da gigante. Beh, certo, una tecnologia che aiuta tantissimo proprio tutto quel passaggio qualitativo e non ultimo, ecco, aver visto oggi questo ombrello che dà la possibilità di fare un raccolto dalla pianta direttamente e che non cade per terra, perché a volte vediamo anche la raccolta con le reti per terra che l'oliva subisce un piccolo veramente colpo che pregiudica non del tutto ma
può dare qualche segno di insofferenza poi all'olio, mentre con questa attrezzatura si evitano tutte queste cose, si evitano proprio questi passaggi, questi maltrattamenti, dove l'oliva riesce ad arrivare poi al frantoio sana e trasformata oltretutto nella stessa giornata. Ecco, sembra che tutto questo in qualche modo coccoli la pianta dell'olivo, sono tecniche comunque che rispettano molto la pianta, rispettano l'ambiente, il territorio. Certo, diciamo, quello che principalmente si cerca di fare è trattare bene la pianta, perché la pianta deve vegetare tutti gli anni, la pianta deve continuare per altri decenni se non secoli a portare questo frutto importante, è sin da adesso trattarla bene, avere tutte le cure, non solo nel momento della raccolta, ma poi anche nel momento della potatura, nel momento della concimazione. Ecco, sono tutte accortezze queste che fanno sì che la pianta riesca a portare un prodotto di eccezionale qualità. Ecco, sì, sono tutte importantissime queste fasi che lei ha elencato, sono tutte fasi che devono sempre rispettare questa pianta che è longeva, che è forte, che può durare davvero a lungo, ma se trattata bene dà i suoi frutti, appunto. Sì, è vero, perché noi abbiamo, specialmente nel nostro territorio, in provincia di Cosenza, piante che superano i 1000 anni, specialmente dalla parte ionica. Abbiamo piante certificate che hanno oltre 1000 anni di vita, quindi una pianta che dà tantissimo, è una pianta che alla fine esprime anche la nostra cultura, cioè la cultura della nostra regione, specialmente in agricoltura, dove è imperniata essenzialmente sulla coltivazione dell'olivo e sulla produzione dell'olio. Abbiamo una storia millenaria in questo senso, che va al di là di quello che si dice la Magna Grecia, ma con gli ultimi studi che sono stati fatti e le ricerche svolte sia dalla Unical che dall'Università di Messina hanno riscontrato che la coltivazione dell'olivo nella nostra regione risale a 400 anni prima della venuta dei Magno-Greci. Quindi una pianta antichissima da difendere, da proteggere, è quello che sta facendo anche il consorzio, IGP, soprattutto nei confronti poi dei consumatori, che poi sono gli ultimi ad apprezzare questo prodotto tutto calabrese. Non solo i calabresi, ma è un prodotto che ormai è andato oltre i confini nazionali. Sì, è da tanto ormai che il nostro prodotto ha travalicato quelli che sono i confini europei, è presente ormai sia negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, Cina, ecco, però l'importanza di presentarsi con un prodotto a marchio comunitario lo rende ancora più appetibile e ancora più apprezzato. Io ho avuto modo in questi giorni di essere al SIAL di Parigi come consorzio a presentare il nostro olio, a promozionare l'olio della Calabria, perché il consorzio svolge anche questa attività. Per il momento un consorzio che è appena nato, ma già si sta rivolgendo ai consumatori esteri, dove con giornate sia di degustazione che di presentazione del prodotto fa conoscere bene questa eccellenza della nostra terra e diventa importante. E il marchio IGP è sempre più importante, proprio perché oggi i marchi comunitari dal consumatore sono ricercati per sicurezza, ricercati per qualità e ricercati perché hanno un valore organolettico e salutistico che nessun altro riesce a mantenere. E io la ringrazio a nome di tutti i consumatori e nel frattempo ci hanno raggiunto i protagonisti di questa giornata divulgativa. A come Agricultura si ferma qui e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.